Ditemi voi. Bene, un buongiorno a tutti, un caloroso saluto ai nostri ospiti che qui oggi a Palazzo Ferrofini presentano Berici Climbs, il primo e più articolato parco ciclistico italiano e uno, se non il maggiore d'Europa. E vi assicuro che da vicentino e anche da appassionato di ciclismo c'è veramente tanta soddisfazione e legittimo orgoglio nel presentare appunto una proposta organica per 2760 km di percorsi attraverso 16 comuni e lungo 40 itinerari per circa 459 km di salite, disponibile di diverse difficoltà, perché ci sono salite pedalabili adatte a tutti, ma ci sono anche tratti che mettono alla prova anche i più raffinati e allenati grimper. Ma di questo e di come si è giunti a organizzare e presentare questa proposta innovativa parlerà ben meglio di me chi mi seguirà, appunto il collega Marco Zecchinato. Io solo vi do qualche statistica, qualche dato. Sono ancora ferme però dei numeri relativi al 2022, un anno però molto indicativo in cui si è registrato a livello nazionale un giro d'affari di circa 7 miliardi e mezzo di euro con 6,3 milioni di turisti attivi che hanno scelto la bicicletta come compagna di viaggio. Quasi la metà del giro di affari proviene circa dai 2 milioni di cicloturisti veri e propri che valgono appunto una spesa di 3,4 miliardi di euro, articolata in strutture ricettive, circa 1,4 miliardi, seguite da ristorazione, 800 milioni, abbigliamento, mezzo miliardo e attività leisure, circa 300 milioni, con una durata media di vacanza in bicicletta che si attesta sugli 11 giorni. Questo appunto è il dato nazionale. Veneto, Trentino, Alto Adige e Toscana da sole attraggono il 47% dei flussi turistici nel 2022. Ma il cicloturismo si va diffondendo in tutto il paese. Mi pare che in questi giorni ci sarà anche una fiera a Bologna piuttosto innovativa anche come modalità di presentazione. È un settore che vede i suoi appassionati spendere nel territorio mediamente poco meno di un 130 euro al giorno, cifra peraltro in crescita e che, appunto dato non trascurabile, si sviluppa in un arco temporale dell'anno che va ben oltre le stagioni classiche di punta. Il turismo in bicicletta è destagionalizzato, come dicevo, investe quindi anche nei periodi di bassa stagione, dalla primavera sino all'autunno inoltrato, e se combinato con altre offerte come quelle a valenza naturalistica, ambientale, culturale, enogastronomica, apre la strada a un probabile exploit dei prossimi anni. Il Berici Climbs va inserito nel contesto più ampio di una nuova offerta turistica, destagionalizzata, un nuovo modo di vivere l'ambiente e la natura aprendo orizzonti lontani dai grandi flussi turistici sovraffollati. I Colli Berici rappresentano un'occasione straordinaria. I Berici sono uno dei pochi posti al mondo dove è possibile leggere nella sua interezza appunto l'antropocene, cioè l'era del pianeta segnata dalla presenza umana, visto che sui Berici troviamo resti che spaziano dal Neanderthal sino ai nostri giorni, ma potremmo andare ben prima dell'arrivo degli esseri umani, visto che oggi sorgono appunto i Berici in un luogo che sviluppava una volta un ambiente marino, una specie di laguna, un ambito simile a quello di una barriera corallina che ancora oggi possiamo intravedere nelle rocce che vanno da Lumignano a San Donato di Villaga. Poi circa 6 milioni di anni fa, mentre il mare si ritirò definitivamente, emersero i Colli Berici che oggi ospitano questo parco ciclistico adatto ad ogni tipologia di appassionato, che può arrivare nell'area berica anche grazie a una vasta rete di piste ciclabili che vanno via via ampliandosi, ma che già oggi collegano la città di Vicenza al versante sud-est lungo l'asse parallelo alla Riviera Berica, alla quale si arriva in bicicletta anche da Padova, dal bacino dell'ambito termale e collinare dei Colli Ugani, nonché da Treviso via Grisignano di Zocco attraverso la Treviso-Ostiglia. Per gli appassionati non c'è che l'imbarazzo della scelta, quindi una scelta vincente che peraltro, se consideriamo anche la presenza in Veneto
di una filiera che riguarda le biciclette con numerosi marchi storici e veri e propri monumenti della storia del ciclismo, a iniziare da Campagnolo, per non parlare poi delle botteghe d'arte e officine che sono in grado di preparare le biciclette su misura di straordinaria qualità. Non dimentichiamo da ultimo, se non appunto per ultimo, l'evoluzione della e-bike, la pedalata assistita, che sta assistendo appunto a un accesso anche a percorsi impegnativi come alcuni di quelli previsti appunto dalla rete Berici Climb. Quindi anche un grande pubblico che può avvicinarsi a spazi incontaminati e a luoghi di valenza paesaggistica, storica, culturale assolutamente importante come quelli che abbiamo nei nostri colli. Ricordo che come Regione Veneto abbiamo fatto anche un paio di leggi per promuovere sia il cicloturismo che anche il turismo dei cammini, quindi queste cose sono nel nostro DNA e come Regione Veneto, ripeto, è da anni che stiamo spingendo su queste cose. Quindi cerchiamo di promuovere questo tipo di turismo nuovo, ma anche per regalare agli appassionati locali questa rete di salite con pendenze, con distanze che permettono anche a chi magari per allenarsi utilizza queste strade di farlo in maniera anche consapevole, perché per chi va in bici sa cosa vuol dire conoscere lunghezza e pendenza di una strada che si va appunto ad affrontare. Quindi veramente complimenti per l'iniziativa, per chi come me e appunto altri amici che frequentano con le due ruote i Colli Iberici, questa è sicuramente una cosa in più che ci permetterà appunto di poterli assaporare e gustare ancora meglio. Invito qui l'amico Marco Zecchinato per proseguire la conferenza stampa. Prego. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti, un benvenuto a Matteo Mastrovita, ideatore del progetto Berici Climbs, un benvenuto anche a Bruno Ruffato che è pediatra di famiglia e segretario provinciale della Federazione Italiana Medici Pediatri, che oggi è qui presente come rappresentante, presidente, anzi della ASD Vaccinarsi Bike. E poi ce ne parlerà sempre Matteo Mastrovita e anche lui delle attività che fa l'associazione. Io veramente ringrazio naturalmente per l'ospitalità il presidente Roberto Ciambetti, anche per le bellissime parole con le quali ci ha illustrato appunto questo bel parco ciclistico dei Colli Iberici. Non è un parco naturalistico, ma un parco ciclistico molto interessante. Do il benvenuto anche alla collega Chiara Luisetto che è qui presente, e poi anche la delegazione che c'è del Vicentino, visto che oggi abbiamo alcuni amministratori o amici del Vicentino in visita a Palazzo Ferrofini che sono presenti. Per me è una soddisfazione poter presentare questa particolarità del Vicentino, questa particolarità berica oggi qui con voi. Le caratteristiche dei Colli Iberici sono già state ampiamente illustrate dal Presidente, ma parlerei proprio di caratteristiche dei Colli Veneti, e i Colli Veneti che stiamo cercando sempre come regione di promuovere. Colli che hanno ospitato negli anni passati, da mondiali di ciclismo a Giri d'Italia, a tappe, a corse ciclistiche, ma anche hanno ospitato tantissime manifestazioni di amatori del ciclismo o anche cicloturisti. Una grande ospitalità che viene da una tradizione di questa terra, il Veneto, la tradizione del ciclismo nel proprio DNA, ma anche il Vicentino in particolare. Come ricordava il Presidente, c'è una filiera che parte dalla produzione proprio di biciclette, ma anche da una filiera legata alla visitazione e anche all'enogastronomia che ben si sposa con il cicloturismo. E che dire, oltre alle manifestazioni sportive, come dicevo, c'è un cicloturismo crescente, cicloturismo che è incentivato anche dal fatto, parlando dei Colli Berici, che quest'area è sempre più accessibile, con la Treviso Stiglia dal punto di vista ciclistico, ma ricordo l'altra ciclabile Noventa, Vicenza e Vicentina, e tutti i lavori che stanno facendo i comuni per collegare i propri territori, i propri centri con queste ciclabili. Da questi ciclabili si sale in collina e nella collina c'è la possibilità di fare sia salite, sia la fascia pedecollinare più agevole, ma anche la pianura che sta intorno. Come regione voglio ricordare che l'accessibilità ciclistica
è fortemente incentivata. L'attuale programma lavori pubblici che abbiamo approvato in Consiglio regionale per il triennio prossimo vede la costruzione di molti ciclabili, penso all'Avento, alla ciclabile adriatica, alla ciclovia del Garda, e quindi tantissime risorse sono proprio assegnate da parte della Regione ma anche da parte dello Stato nella ciclabilità. Questo fa presagire che in futuro vi siano molti più visitatori in queste zone, come dicevo più accessibile anche da un punto di vista viario, perché arriva a Brendola, la Pedemontana Veneta, e tutta l'area è servita da un'infrastruttura autostradale afferente alla 4, autostrada Milano-Venezia, ma anche alla 31 Valdastico, per cui quest'area è veramente molto, molto accessibile. E una volta che c'è l'accessibilità poi bisogna saperla anche fruire, e questa applicazione, questo progetto portato avanti da Matteo Mastrovita, Berici Climbs, prevede proprio la possibilità di sfruttare, diciamo così, questo territorio dal punto di vista ciclistico al meglio, soprattutto per gli appassionati. Do solo un dato, alcuni sono già stati illustrati prima e soprattutto lascerò la parola poi a Matteo Mastrovita per i dati più precisi, però 50.000 metri di dislivello, questo vi fa capire quante salite si possono fare qui sui Berici. Io concludo, nel senso che già tanto è stato detto e poi sarà detto negli interventi che proseguiranno, però vorrei, prima di dare la parola a Matteo Mastrovita, lasciare la parola virtuale, chiaramente via web, a un video che ci ha mandato l'amico Angelo Furlan. Angelo Furlan, ex professionista, da tempo molto molto attivo per il territorio con la Via dei Berici e con altre iniziative ciclistiche, assieme a lui anche Filippo Pozzato, anche lui ex professionista, e quindi questo sta a significare che il mondo del ciclismo professionistico, una volta terminata la carriera da professionista, provenendo dal Vicentino, provenendo da quelle zone, ha pensato di promuoverle e di lanciare un cicloturismo alla portata di tutti. Per cui ecco, io voglio ringraziare anche loro, anche se non sono presenti. Ringrazio tutti voi che siete presenti. Adesso vedremo il video e poi ascolteremo Matteo Mastrovita e spero anche Bruno Ruffatto poi per la sua iniziativa. Grazie e buon video. Mi dispiace non poter essere presente perché ci tenevo veramente tanto, ma ahimè impegni di lavoro mi impediscono di essere presente a questa grande iniziativa di Berici Climbs, e mi fa veramente piacere perché ho avuto la fortuna di essere professionista, di fare il professionista per tanti anni, dagli anfratti più sperduti alle piazze più lussuose. Ho portato sempre Vicenza e il Veneto nel cuore, e da sempre ho capito che abbiamo una marcia in più anche rispetto a tutto il resto d'Europa. Bene, un'Europa che ha capito il potenziale del ciclismo, della bici, del turismo, una Vicenza e un Veneto che può veramente fare ancora di più. E allora ben venga questo percorso intrapreso dalla Via dei Berici, e ben venga di avere acceso la scintilla del bravo Matteo, che ha colto questa occasione, e sull'onda di quello che stiamo facendo per i Colli Berici ben vengano iniziative come Berici Climbs, che finalmente daranno quello che è un ordine a quello che tutti noi da tempo conosciamo, ma che aveva bisogno di persone volonterose, di mettere insieme il privato, l'associativo, l'azienda, l'istituzione. Ecco, questo mix perfetto, unito a un pizzico di follia e tanto amore per il territorio, fa sì che questi siano momenti veramente ottimi per il nostro territorio. E allora avanti tutta, viva i Colli Berici, viva Vicenza, viva il Veneto e forza Berici Climbs come un grande importante tassello di questo fantastico ecosistema. Ecco, questo è il contributo di Angelo Furlan. Chiamerei Matteo Mastrovita per presentarci il progetto. Grazie Marco, grazie anche a Angelo virtualmente, e buongiorno a tutti. Allora,
Angelo parlava di un pizzico di follia, in questo progetto ce n'è tanta di follia, nel senso che è un progetto nato così per scherzo, per gioco, per necessità, se vogliamo, 4 anni fa, quindi quando eravamo tutti trincerati e carcerati in casa con il Covid, io ho pensato bene di sognare dapprima con la fantasia e quindi uscire, no? Uscire dalla porta di casa quando non si poteva. Quindi l'idea era quella di scoprire un territorio. Io abito a Quinto Vicentino, a pochi chilometri dai Colli Iberici, ma conoscevo gran poco di Colli Iberici, quindi conoscevo qualche salita, Monteberico, e le classiche salite che il Vicentino Doc conosce, ma poco. E quindi ho cominciato a tracciare, prima diciamo virtualmente, quindi quando si doveva stare in casa con l'utilizzo della tecnologia, Google, Street View, quindi ho cominciato io sono laureato in scienze geologiche, un po' ho la passione della cartografia e quindi ho cominciato a vedere quello che offrivano i Colli Iberici. Mi sono accorto, pur non conoscendo le strade, che c'era veramente un patrimonio di un dedalo di strade incredibili, e la conformazione appunto geologica di Colli Iberici ricorda molto la conformazione geologica delle grandi piattaforme appunto carbonatiche sedimentarie delle nostre Dolomiti, nostre amate Dolomiti, quindi ovviamente più piccole come altimetria, ma come geometria ricordano molto, ad esempio, non so, Plan de Corones, il Sella, l'Alpe di Susi. Quindi la particolarità di Colli Iberici è che è un plateau collinare che si può ascendere da tutti i 4 versanti orografici, e quindi soprattutto si può stare in cima, quindi si può pedalare e si può godere delle bellezze dei colli stando anche in quota, ok? E questa particolare conformazione è stata appunto avvalorata dalla mia prima diciamo esplorazione virtuale, che poi è seguita appunto a un'esplorazione fisica quando si è potuto uscire di nuovo, quindi dopo la pandemia ho cominciato a esplorarlo ovviamente anche in bicicletta, e da lì appunto mi è venuta, essendo un appassionato sciatore, mi è venuta questa idea di poter classificare queste salite, che alla fine contandole ne ho classificate 100, quindi il numero magico 100 salite, di dargli una classificazione un po' come si fa con le piste da sci, ok? Quindi ovviamente però al contrario, mentre le piste da sci vanno in discesa, qui la scommessa e la sfida è quella di salire queste strade, no? Però dandogli una classificazione dovuta al grado di difficoltà. Quindi ho inventato, diciamo, un algoritmo che ha potuto classificare con un punteggio le varie salite a seconda della loro lunghezza, del profilo della pendenza media, pendenza massima, del tipo di pavimentazione ovviamente, e ne sono usciti appunto dei numeri che hanno classificato queste salite in 5 colori, quindi le verdi le più semplici, le azzurre quelle un po' più difficili, le gialle, le rosse, per terminare poi alle nere, un po' come le piste nere da sci. Anche qui abbiamo le salite nere che sono molto impegnative, perché comunque i Iberici è vero che hanno salite brevi, perché la più lunga diciamo è 19 km, che è la dorsale dei Iberici, ma sostanzialmente sono tutte salite sotto i 10 km, quindi 4, 5, 6 km, che però raggiungono percentuali impegnative, quindi si arriva anche a muri, i cosiddetti muri delle Fiandre, no? Che ricordano che la settimana prossima ci sarà la mitica gara in Belgio. Loro hanno questi muri, anche noi abbiamo le nostre Fiandre del Veneto, perché comunque sono muri che arrivano anche al 22, 23, 25%, ok? Che sono, vi assicuro, per chi va in bici veramente sono molto molto impegnativi. Quindi il progetto è nato dalle salite, poi per rendere diciamo il parco fruibile a un turismo quindi più allargato, ho inserito all'interno di questo parco non solo le salite ma gli itinerari. Gli itinerari ne ho costruiti 40 e anche quelli sono classificati in vari gradi di difficoltà. Ho inserito anche itinerari pianeggianti, quindi per favorire le famiglie, per favorire un turismo proprio più accessibile. Sono appunto, come diceva Marco, itinerari che stanno alla base dei colli, quindi che si come dire, sviluppano all'interno delle cosiddette valli, perché i Colli Iberici hanno di fatto due
macro sezioni, diciamo la sezione settentrionale divisa, che va da Vicenza fino più o meno al comune di Villaga e della Valliona, e poi questo grande fiordo che solca e divide la parte settentrionale dalla parte meridionale, che è la Valliona, che è totalmente pianeggiante, separa poi appunto il blocco meridionale, che è il blocco di Lonigo, e tutti i comuni del sud dei Colli Iberici. Quindi all'interno degli itinerari ci sono anche parti pianeggianti accessibili a tutti. E gli itinerari hanno una particolarità, sono quasi tutti ad anello. Qui mi sono ispirato, io ho avuto la fortuna di viaggiare abbastanza nella mia vita, e a me piace, sono stato tante volte a Berlino hanno il cosiddetto Berliner Bahn, non so il tedesco ma penso si dica così, che è il cosiddetto The Ring, e quindi è un circuito metropolitano che è molto particolare, che circumnaviga il centro storico di Berlino. Il concetto un po' l'ho trasferito ai Colli Iberici, nel senso che questi itinerari hanno uno sviluppo appunto ad anello, quindi ho identificato le cosiddette ciclostazioni, che sono essenzialmente i punti più importanti dei colli, quindi sono i comuni, i crocevia principali, e all'interno dei quali un cicloturista può, chiamiamolo, imbarcarsi all'interno in questo binario metropolitano, binario ciclabile, chiamiamolo così, e può iniziare questi tour seguendo il senso di percorrenza consigliato, quindi può farli in senso orario e antiorario, ma salendo all'interno di vari punti, quindi non deve iniziare da un punto particolare, ma può iniziare da vari punti che attraversano tutti i Colli Iberici sostanzialmente. Questo è un po' il concetto degli itinerari. E il progetto ha preso, diciamo, forma attraverso questo portale, che è bericiclimes.com, che è stato costruito con gli occhi di una persona che non conosce i Colli Iberici, come io non li conoscevo, quindi è stato tradotto in 20 lingue, quindi lì, la volontà è quella di far conoscere Vicenza e i Colli Iberici non solo i vicentini, ma a persone che vengono da tutta Italia e dall'estero, quindi l'idea è quella di portare più possibile i turisti, che poi hanno una cultura ciclistica anche magari superiore a noi italiani, soprattutto i nord europei, e portarli a conoscere, a fermarsi sui Colli Iberici, quindi non per un weekend, per una settimana, quindi volevo creare qualcosa di originale, di nuovo, che potesse diventare un progetto permanente, perché di fatto Bericiclimes è un progetto permanente per la nostra bellissima regione, quindi è una freccia in più turistica dedicata al cicloturismo per il Veneto. Collegati all'interno di Bericiclimes ci sono anche due contest, due concorsi che sono stati creati per creare sostanzialmente interesse e movimento agli appassionati, e sono un brevetto dei Berici, quindi le persone si iscrivono, hanno tempo 7 mesi, quindi tutta la stagione ciclistica, è partito il 1° aprile e terminerà il 31 ottobre, dedicato a chi fa più salite, quindi si hanno 7 mesi per fare più salite delle 100. Ogni 10 salite si acquisisce uno scudetto celebrativo, che è stato dato il nome dei ciclisti scalatori italiani più importanti, e fino al raggiungimento del, diciamo, del Wall of Fame, come si dice, quindi del brevetto, del diploma dello scalatore oro. Chi farà le 100 salite avrà un diploma con proprio nome e cognome da appendere a cornice nella propria casa. E l'altro concorso invece è un concorso fotografico, si chiama Pedala Scatta Sogna, ed è fatto in partnership con la Via dei Berici, quindi con Angelo Furlan e il loro staff. All'interno, in pratica, il concorso consiste nel fare 10 itinerari sui 40 a scelta, ma non vincerà chi li farà per primo questi 10 itinerari, ma chi farà la foto più bella ed originale all'interno degli itinerari, quindi un concorso fotografico di valorizzazione dei nostri colli, di Colli Iberici. Questo è i due concorsi. Importante dire che gran parte del ricavato di questi concorsi, che sono a pagamento, cioè una donazione, vengono dati alla Fondazione Michele Scarponi. Abbiamo scelto la Fondazione Michele Scarponi del compianto Michele
ciclista professionista, purtroppo è venuto a mancare nel 2017 per un incidente stradale, e il fratello Marco ha creato questa fondazione per sensibilizzare le persone e fare promozione per progetti contro la violenza stradale, per la sicurezza. Quindi ecco, il ricavato andrà per questi progetti di informazione contro la violenza stradale. E questa è la maglia che qua vedete davanti, è la maglia celebrativa del progetto. È stata creata diciamo con la concezione della maglia PUA del Tour de France, che probabilmente molti conoscono come essere la maglia del leader dello scalatore del Gran Premio della Montagna. Al posto di PUA bianchi e rossi su sfondo bianco abbiamo inserito i colori delle 5 gradi di difficoltà delle salite. Se li andate a contare sono 100 PUA, infatti proprio ve lo garantisco, sono 100 PUA divisi anche per le percentuali proprio di salite, perché ce ne sarà una percentuale di nera, rosso, blu, ecco. Quindi è stata fatta un'opera molto, molto dettagliata. Io introdurrei adesso qua con noi il nostro amico che ha introdotto prima Marco, il dottor Bruno Ruffato. Vedete qua a sinistra c'è la sua maglia celebrativa. Bruno puoi venire, è il presidente di Vaccinarsi By, con il quale abbiamo stretto una partnership, perché faremo un evento dedicato insieme sui Colli Iberici, e direi che posso lasciare a lui la parola, così vi spiego un attimo il suo progetto di Vaccinarsi Bike. Grazie. Grazie Matteo, e ringrazio anche la Regione per avermi accolto a presentare questo progetto, che in realtà è noto alla Regione perché parte da lontano, parte dall'epoca in cui la Regione Veneto aveva deciso di sospendere l'obbligo vaccinale perché si pensava, visto le coperture eccezionali che si erano raggiunte, che non era più il caso di obbligare i genitori a vaccinare i loro bambini, ma si poteva puntare invece sull'informazione che veniva data alle famiglie da noi pediatri e dagli igienisti. Quindi era necessario anche far nascere un progetto di comunicazione, e Vaccinarsi è proprio un portale, nasce come un portale nazionale che si prefigge di diffondere la buona informazione sulle vaccinazioni e tutto quello che fa parte della prevenzione. Con l'amico Antonio Ferro, che è igienista, che lavorava qui in Regione, che adesso è direttore generale a Trento, non ci bastava questo, perché da appassionati ciclisti volevamo metterci la faccia proprio tutti i giorni, anche con quella che era anche la nostra passione, non solo come professionisti, come medici, ma anche come ciclisti. E abbiamo creato quindi il progetto Vaccinarsi Bike. Vaccinarsi Bike, quindi la bicicletta è un mezzo straordinario anche di promozione della salute. Adesso i bambini magari sognano di più il cellulare come primo regalo, ma noi bambini di qualche anno fa non vedevamo l'ora di raggiungere la cognata promozione per avere la bicicletta, no? E con quella farla diventare un mezzo non solo anche di trasporto, ma anche quello che poteva farci coltivare il sogno magari di vincere un giorno il Giro d'Italia. E qualcuno di noi poi ha frequentato anche le squadre, si è impegnato anche nello sport. Quindi Vaccinarsi Bike, in sintonia con il portale Vaccinarsi, promuove in giro per l'Italia, attraverso il ciclismo, la salute. Il nostro motto è promuovere la salute di tutti contro la disinformazione di pochi. Abbiamo girato l'Italia, abbiamo trascurato forse un pochino di più il Veneto, siamo stati in Puglia, siamo stati in Sardegna, siamo stati in Liguria con la Milano, abbiamo fatto la Milano-Roma fino dal Papa al Ministero della Sanità. Però la maglia rosa perché? Perché la maglia rosa è il simbolo del primato del Giro d'Italia, che è il massimo obiettivo, credo, per ogni ciclista italiano. E noi siamo stati ospiti della manifestazione, ormai lo facciamo da diversi anni,
Percorrendo, diciamo, l'ultima parte l'ultimo chilometro di solito dell'arrivo di tappa del Giro d'Italia e passando sotto la sezione del traguardo, dove poi suscitiamo con le nostre maglie sempre un certo interesse. Quest'anno il Giro d'Italia arriva 2 volte, con 2 arrivi di tappa nel Veneto, uno a Padova e un altro nella nostra Vicenza a Bassano. E noi speriamo di rinnovare la nostra partecipazione, magari grazie anche al contributo della Regione, per promuovere, per portare avanti proprio la nostra mission, che è quella proprio di promuovere la buona salute. E naturalmente io sono vicentino e ho conosciuto Matteo. Quando ho letto per la prima volta di lui ero anche un po' invidioso, perché dicevo, non è possibile che lui possa conoscere meglio di me le mie salite. E effettivamente io credo di averle percorse praticamente tutte, qualcuna anzi l'ha scoperta prima di me, ma dei piccoli tragitti forse. E l'idea adesso di fare questo gemellaggio, quest'anno Vaccinarsi Bike Tour si svolgerà in Veneto proprio sul percorso di Berici Climbs, e quindi porteremo le nostre maglie rosa su e giù per queste salite in maniera tale che siano veramente visibili. Quindi sono veramente molto contento che 2 vicentini si siano impegnati in questo. Il nostro come Vaccinarsi, che veramente è un progetto che vuole portare i bambini a fare attività motoria, che è la prima cosa che è legata alla prevenzione. A qualcuno mi chiedeva anche se le vaccinazioni sono sicure. Ero in bicicletta, mi ricordo, con un microfono vicino, e ho detto, guardate, le vaccinazioni sono estremamente più sicure rispetto ad andare via in bicicletta, perché effettivamente chi è ciclista sa che è importantissimo la sicurezza. E il parco dei Colli Iberici, che effettivamente certe volte ci si perde in queste salite bellissime, è assolutamente sicuro. Quando io arrivo da Vicenza, arrivo a Longare, poi faccio la prima salita, entro in una solitudine e un mondo così magico che veramente è difficile da trovare in qualsiasi altra parte, anche qui vicino. Quindi sicurezza, prevenzione e la bicicletta, che è la nostra passione, quindi vaccinarsi e anche bike, e quindi questo gemellaggio è veramente straordinario. Grazie a Matteo, grazie alla Regione di averci dato l'opportunità appunto di fare questa cosa così importante. Bene, ringraziamo anche il dottor Ruffato e naturalmente Matteo Mastrovita per questa unione, no, di intenti. Bicicletta e anche salute e prevenzione. Tra l'altro la Regione partecipa anche al progetto Green Tour, sempre legato all'Ostiglia Treviso, che è un progetto volto a promuovere proprio il benessere psicofisico delle persone, per cui c'è tutto un tema. Lascio un attimo ancora la parola a Matteo. Sì, solo una cosa volevo aggiungere, mi sono dimenticato che il progetto in questo momento è un portale web dettagliatissimo con tutte le mappe, le tracce da scaricare. Diventerà anche un progetto sul campo, quindi segnaletico. Stiamo infatti concertando con tutti i comuni, in realtà me ne sono dimenticato uno, ce ne sono 17 coinvolti, non 16, mea culpa, e in pratica metteremo una cartellonistica all'inizio di ogni salita, in cui ci sarà il nome della salita con le caratteristiche principali, un QR code che il ciclista potrà inquadrare col telefono e atterrerà sulla pagina del sito dove c'è la scheda della salita, quindi avrà tutte le informazioni. In più saranno messi anche i cartelli, quelli 1,5 metri di distanza rispetto al ciclista, per sensibilizzare gli automobilisti. Anche giustamente diceva Bruno, sono strade aperte al traffico, ma sono strade 95% veramente con poco traffico, quindi scusate, e quindi hanno questa peculiarità, sembrano state fatte apposta per la bicicletta, quindi sono strade piuttosto sicure, ecco. Grazie, scusa. Grazie Matteo, no, anche questa è una novità interessante, nel senso che per chi insomma pratica il ciclismo spesso una salita epica è la salita dello Stelvio, e spesso si andava a fare la salita dello Stelvio solo per avere l'attestato che si era fatta la salita, no? Quindi adesso questa possibilità ce l'abbiamo fuori da casa. Chiaramente con più salite riusciremo comunque a raggiungere lo stesso dislivello dello Stelvio. No, io lo ringrazio molto, anche perché, come diceva
non solo i colli iberici, ma un po' tutte le aree collinari ben si prestano a questo tipo di attività e hanno una rete di strade minori poco frequentate che ben si adattano al ciclismo. Per cui ecco, l'auspicio è di frequentare i nostri colli, a maggior ragione i colli iberici adesso che c'è appunto questa iniziativa in atto, però anche tutti i colli veneti, perché ricordo sono 12 ambiti collinari che hanno tantissimo da offrire, poi sono strettamente connessi alla pianura, strettamente connessi ai prodotti tipici e quindi proprio al territorio e a questo equilibrio che c'è tra uomo e ambiente. Grazie a tutti, grazie ancora al Presidente Ciambetti per l'ospitalità e alla collega Chiara Lugetto per la presenza e anche alla delegazione di Vicenza presente. Grazie e buona giornata.